Una bella serata all'insegna del bel canto. Realmonte si è voluta particolarmente distinguere proponendo una musica sicuramente diversa. Sì, musica diversa, impegnata, ma lo abbiamo detto tante volte, Realmonte vuole crescere non solo attraverso la valorizzazione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche che ci sono, ma anche e soprattutto attraverso la cultura. E quello di stasera è stato un esempio di tutto ciò, un grande esempio, una serata sotto le stelle, una serata all'insegna del bel canto. Per questo ringrazio i maestri che erano presenti, due soprano, il tenore, il maestro al pianoforte e tutti i ragazzi che con il comune di Realmonte hanno realizzato lo spot ai fini promozionali. Una serata sicuramente bella e particolare perché proponete una musica insomma diversa dalle solite, no? Cosa ci farete sentire, cosa ascolteranno i realmontini? Ci saranno alcuni pezzi d'opera molto famosi, tratti da opere famose, alcune romanze, qualche pezzo siciliano non potrà mancare, la nostra tradizione antichissima di cantori siciliani, e poi un finale con qualche pezzo di operetta ed il famoso brindisi della Traviata per augurarci buona estate e buon Ferragosto. Quindi siete in quattro che proponete diversi pezzi questa sera, canterete insieme o in singolo? Ci sarà anche qualche duetto naturalmente, sia da opere, Elisir d'amore, dall'Adriana, dalla Traviata, e poi ci saranno con me due soprani, Yuki Yoshida che è un soprano giapponese sposata con un collega della Scala, e Maria Gabriella Ferroni, soprano, anche lei nel coro scaligero con me da tanti anni, ormai libera per fortuna dall'impegno teatrale. Abbiamo questo terzetto accompagnati dal maestro agrigentino bravissimo Salvatore Galante. Brani dalla Tosca di Puccini, Il Vissi d'arte, dall'Adriana Lecouvreur Son l'umile ancella, poi ci sarà Puccini, ancora Gianni Schicchi, Musica proibita di Gastaldon, un'aria di Tosti, un programma articolato. È una musica che viene apprezzata ancora anche dai giovani, qual è il vostro termometro in questo senso? Sì, direi di sì, molto apprezzata dai giovani. Abbiamo voluto fare un programma lirico, leggero, con brani molto conosciuti, e saremo accompagnati da un valentissimo giovane maestro, pianista di Agrigento. Parliamo di questa bella serata dove proponete della musica un po' particolare, insomma cosa ci farà sentire insieme anche ai suoi colleghi? Un po' di musica lirica, i compositori italiani, Puccini, Donizetti, e poi farò un po' una sorpresa per voi siciliani, spero che vi piaccia. In una bella cornice che è quella del Crosta Realmonte con la Scala dei Turchi, insomma. Sì, molto bella e suggestiva, e sono molto contenta di questa occasione di cantare qua, e ringrazio a tutti. Ecco, dopo questa pausa si ritorna un po', anche se ci sono dei problemi, però insomma è bello ritornare a cantare col pubblico. Sì, questo è vero. Purtroppo il mio paese, in Giappone, ancora stanno aumentando i contagi questi giorni, soprattutto dopo Olimpiadi. Spero che torni presto come prima il mondo. È un'occasione importante, diciamo che abbiamo l'unione di due scale, la Scala dei Turchi e dei musicisti, dei cantanti che tra le altre cose hanno operato diciamo, in giro per il mondo per importanti enti, non ultimo quello del Teatro alla Scala di Milano. È un omaggio alla musica nostra dell'opera, ci sarà anche un po' di operetta che ci consente di stare veramente ai primi posti come gradimento dal punto di vista mondiale. Noi siamo riconosciuti nel mondo attraverso
tante cose, ma prima fra tutte la nostra musica, della nostra opera, dei grandi autori. E questa sera non poteva mancare nel cartellone di Costa Bianca un appuntamento con questa bellissima voce. Tra l'altro abbiamo pure una chicca, abbiamo brani d'opera, brani d'operette e poi ci sarà anche un brano tipicamente siciliano cantato da una giapponese, quindi diciamo che abbiamo anche questa particolarità che ci godremo in questa serata calda. È una musica bella, particolare, cui questa sera diciamo Real Monte se ne fa carico, insomma. Sì, devo dire che dopo il periodo che abbiamo vissuto e che ancora viviamo, è uno spiraglio di speranza e di riappropriarci dell'arte, l'arte che ci cura, l'arte ci fa capire l'importanza proprio di essere vivi e quindi nel momento in cui siamo sul palco questo si sente e quindi viva queste cose, viva la musica e viva la lirica. Ecco, lei ha fatto il video, è stato l'ideatore insieme al sindaco, da cosa nasce questa idea e quali le finalità? Io sono l'autore della musica del video e ovviamente l'idea è quella di valorizzare il territorio tramite i talenti locali e in questo caso giovani. Nel mio caso io ho contribuito con la scrittura della musica che poi è servita a fare da colonna sonora per il video. Ma non solo, ho anche partecipato come musicista insieme ad altri miei giovani colleghi, sempre anche loro del territorio realmontese. Diciamo, è stata una bella esperienza in quanto il sindaco era molto entusiasta del progetto, ci teneva particolarmente, ci ha trasmesso questo entusiasmo e noi diciamo, guidati in un certo modo guidati da lei siamo riusciti a ottenere alla fine un ottimo risultato. Siamo noi i primi a essere soddisfatti, speriamo ora che piaccia. Amare questa terra, amare la bellezza, per volare alto, per vedere oltre. Comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi.